Gentili spettatori, appassionati di calcio, siamo quasi pronti a darvi il via per questa prima o secondo posto finalissima Tritolo contro Beat Football Club. Cenno di Gianfranco Fimiani con collaboratori e portieri, si può partire per la finalissima del primo o secondo posto Cres Cup 2010. Ha iniziato la gara il Tritolo in possesso palla, si dispone, vediamo con Scotto Di Minico, come dicevamo baluardo centrale, Bampi e Di Sciacca a sostenerlo, Giraldi e Donato con Maracchi che parte nonostante un problema alla caviglia. Parte dall'inizio il numero 13, attaccante temutissimo, mentre il Beat gioca con Metullio, Pacherini e Wellner nel pacchetto arretrato. Fantina a giostrare dietro a Cermeli con gli inserimenti di Cerar in questo momento in posizione avanzata sulla sinistra. Ricordiamo ovviamente Sartori da una parte e De Robertis dall'altra, gli estremi difensori che hanno contribuito a portare queste due squadre fino a questo punto del torneo, all'epilogo, al momento più importante. Vediamo Fantina che gestisce palla, Metullio, sarà curioso vedere come le squadre affronteranno queste prime battute, sembra con reciproco timore, girando palla, cercando magari di studiarsi un po' in attesa di trovare il varco giusto per piazzare la zampata. I giocatori ci sono tutti. Cermeli ora la sponda, svirgola, Donato, ancora Cermeli sulla palla, alza la gamba Di Sciacca, vediamo la decisione del direttore di gara, punizione per il Beat. Sulla palla Fantina, gamba alzata da entrambi i giocatori, ha optato per il fallo alla difesa il direttore di gara. Metullio prova il sinistro, si accartoccia Sartori. Ricordiamo Metullio che nella semifinale, dicevamo poc'anzi, ha realizzato una doppietta. Ancora Fantina, numero su Di Sciacca, riesce a toccare, mantiene per un attimo la palla in campo. Cerar che dopo la perde, può scattare forse il contropiede con Maracchi che si attarda, perde un brutto pallone. Attenzione a Cermeli, sinistro, Sartori in bello stile e Scotto Di Minico allontana. Prima vera emozione di questa finalissima, il bolide di Cermeli da fuori, Sartori c'è, si allunga Plastico sulla sua destra, sono in 3+2 a chiudere ogni spazio per il Beat con Cermeli là davanti. A aspettare il guizzo giusto, Scotto Di Minico prova, ricordiamo che il pallone della finale è lo stesso usato ai mondiali in Sudafrica, quindi traiettorie da decifrare con difficoltà per i portieri. Abbiamo visto questa conclusione di un giocatore che è dotato comunque di una grande battuta da fuori. Ora Di Sciacca ha un po' di spazio, preferisce fermarsi. Ancora Maracchi adesso, il sinistro, la deviazione di De Robertis in corner, c'era Donato sulla destra, Maracchi ha tentato invece il tiro. Bravo De Robertis a distendersi sulla propria sinistra, a mettere in corner. Tambureggiante adesso la pressione del Tritolo che guadagna il terzo corner consecutivo. Sinistro ancora sul secondo palo, c'è Pacherini in chiusura, attenzione a Bampi. Maracchi prova il lob, si libera bene, sinistro. Hanno alzato le gambe entrambi i giocatori in questa contesa della palla. Maracchi ha provato la battuta, difficile, palla alta non di molto. Cerar, Aubeli e Marco Pacherini. Vediamo Pacherini che ha spazio, attenzione, lo lasciano calciare, palla che esce di non molto. Interessante questa iniziativa del numero 6 del Beat. Destro anche abbastanza potente, Sartori c'era, ma palla che non è uscita di tanto, 1 metro al massimo. Ancora Tritolo che comunque riesce a mantenere il possesso di palla bene, si gira bene Donato qui, elude Pacherini ma non Metullio. Attenzione adesso, Bampi destro, palla colpita con l'esterno, si perde sul fondo abbondantemente. Il risultato del terzo-quarto posto ha visto il Moa Staff aggiudicarsi un 6-5 supplementari, il terzo gradino del podio, lasciando il quarto posto al centro revisioni Padriciano. Attenzione adesso a questa offensiva del Tritolo, Donato per Maracchi, 1 contro 1, tenta il tiro a giro, interessante la soluzione, palla troppo alta però, applausi del pubblico per quest'idea di Maracchi per dare sfogo alla sua capacità tecnica. Cermeli adesso, era partito Metullio, ancora Cermeli, prova a liberarsi per il sinistro, attenzione Cermeli, ancora la finta, sinistro deviato, Scotto Di Minico, la salva Donato, riesce a tenerla.
evita così il calcio d'angolo e anche la rimessa e conclude il suo disimpegno con successo con l'appoggio a Sartori. Adesso Donato prova il tunnel su Fantina, riesce a deludere per un attimo l'intervento del numero 7, torna in possesso di palla il beat con Metullio. Metullio prova il destro e vedete come Metullio, quando riesce ad esplodere il tiro, è sempre pericoloso. Torna in possesso della beat, tunnel a sua volta di Cermeli a Donato, quindi 1-1 in quanto a tunnel. Palla per Fantina, attenzione alla finta su scotto di Minico, destro ribattuto, cercava forse l'uscita, attenzione Fantina, inseguito da Giraldi, duello tra due grandi giocatori, prova ad andarsene Fantina, guadagna calcio di punizione, il tocco di Bampi, lo cerca e lo trova il numero 7 del beat, fischio io, dice Fimiani, e qui la posizione è sicuramente ghiotta, invitante. Sul pallone come consuetudine Cristian Fantina, c'è anche Marco Paccherini alle sue spalle, preso in consegna da Di Sciacca, adesso arriva anche Metullio, attenzione a Fantina, il destro basso, la deviazione, la palla resta lì con bravura e fortuna Sartori, palla che resta sotto la sua pancia praticamente, un numero da freestyler per il portiere, sempre un po' di spazio per salire il beat, dopo arriva lì e lì si blocca tutto contro il muro. Paccherini, adesso ci sarà anche il giallo di Fimiani, più che il fallo realmente forse l'intenzione premiata, è stato toccato duro sì Giraldi che era rimasto peraltro in piedi, intervento più pericoloso di Paccherini in scivolata, cartellino di Fimiani all'indirizzo del numero 6 del beat. Adesso la punizione per il tritolo, ma la distanza è decisamente siderale rispetto al tentativo precedente di Fantina. Carella, entrato in campo da poco, riconoscibile per le scarpette gialle. Vediamo Di Sciacca, lascia a Giraldi, sinistro, la palla di Giraldi che aveva indovinato l'incrocio di esterno in semifinale così, anche se da un po' più vicino, ci ha riprovato. Brivido per De Robertis, per il beat, sempre 0-0, non cambia il punteggio. Cermeli sbaglia il dialogo con Fantina, chiude bene Rusciti, prova a ripartire Giraldi, vediamo se sceglie il pallonetto verticale proprio per Carella. Attenzione, non c'è il tocco di nessuno, ma altro brivido per il beat, deve girare il pallone, lo tiene invece il numero 4, appoggia ancora Paccherini, viene a prendersi palla Fantina, va a puntare l'uomo, numero, prova il sinistro, palla che supera tutto lo specchio della porta, Cermeli in agguato, non ci arriva, non cambia il punteggio. Scotto di Minico adesso, capisce tutto, Fantina se ne va, attenzione a Fantina, sinistro, e c'è il gol del numero 7 del beat, il numero, vediamo che forse ha una dedica speciale, esulta, gol con la consueta classe e freddezza, ha coperto la sfera del ritorno di Scotto di Minico, ha puntato l'uomo al centro, ha lasciato partire un sinistro incrociato, in controtempo Sartori, nulla da fare, 1-0, premiata quindi l'azione difensiva del Tritolo che è già ripartito, attenzione Giraldi, Rusciti, ancora tenta il colpo di tacco, no look per Rusciti, non si concretizza il vantaggio, 1 minuto di recupero, dice il direttore di gara. Calcio di punizione per il Tritolo che adesso è sotto e deve provare a fare qualcosa per arrivare alla parità, magari già prima della chiusura del primo tempo, vediamo. 2 in barriera, Metullio e Cermeli. Accorcia anche Fantina, anche il beat in 6 si difende. Giraldi, sinistro, ancora di esterno ed è un gol davvero da standing ovation. Si è allenato nella semifinale, amici sportivi, e qui più che giustificato l'entusiasmo esploso nel pubblico dalla parte del Tritolo, ma qualsiasi amante del bel calcio qui dovrebbe togliersi il cappello ed applaudire, una giocata davvero d'alta scuola. Che bolide, amici sportivi, a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali. Ed è proprio con la magia di Nicolò Giraldi che si chiude il primo tempo. A decidere il punteggio sono i 2 giocatori più rappresentativi, da una parte Cristian Fantina, dall'altra Nicolò Giraldi.